Occhio e falcetto sono gli strumenti dell'ultimo impagliatore di Treviso e uno degli ultimi della marca. Lui è Claudio Baldo, poliedrico realizzatore da Biancade. Spazia dai quadri ai presepi, lavorando soprattutto il legno e gli elementi naturali, come l'erba palustre, quella che per intenderci ora le macchine fresano senza sosta lungo le nostre strade. Lui invece le raccoglie scegliendole accuratamente, scartando quelle che a prima vista sarebbero anche le migliori. Troppo largo e essiccandosi si rompe. Invece quello giusto? Sarebbe questo qua, che è diciamo più della metà di questo e quindi... Alcuni lo chiamano strame, questa erba che l'accurata essiccazione rende particolarmente resistenti. Per lui è la materia prima per realizzare le sedute, piccole opere d'arte che Claudio realizza a casa sua. Questo è un strame ha 3 anni questo qua, raccolto 3 anni fa. E non marcisce? No, se non è all'umidità, se non è all'umido, lui... Materiale ottenuto con la sapienza tramandata nei secoli da generazione in generazione, come per l'abilità manuale nell'intrecciare quel cordone che diventerà la parte più importante della sedia. Ecco, si tira fuori una alla volta, una, due, a seconda di quanto grosso che se vuol fare il cordone, e si intorque. Le dita scorrono su questa paglia come i ricordi di Claudio. Le sere d'inverno in stalla, tra una ciacola e una preghiera, in quel filò che molti rimpiangono. Da una parte le donne con rammendi e ferri da maglia, dall'altra gli uomini con attrezzi da riparare e soprattutto sedie da impagliare. Storie di altri tempi per una manualità che Claudio tramanda così alle nuove generazioni, con mini sgabelli e un cordino al posto dell'erba palustre, ma soprattutto con una scommessa fatta ad ogni bambino. Per impagliare questo sgabello qua, che è 6x6, che è 4 metri e mezzo di cordina, che se c'è la pazienza di rimenarsi attorno, si porta a casa il sgabello. Se non lo fa, va avanti col suo telefonino e il sgabello mi tengo me.